Dottore Zappia, siamo quasi alla giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne, anche l'ASP scende in campo con diverse iniziative. L'ASP ha già una serie di iniziative messe in campo per l'accoglienza delle persone, diciamo del genere femminile, o comunque tutte le persone in difficoltà, deboli, che vivono una situazione di minus rispetto ai malati, perché sappiamo già che il malato è una persona che ha bisogno. Poi ci sono quelli che sono state vittime di violenza, e allora su quello è necessario che ci sia anche un'attenzione psicologica anche da parte di gente specialista in questo. Dicevo durante il mio intervento che la cosa importante è che tutte queste iniziative, che camminano come tutte le cose sulle gambe di noi uomini o donne, siano messe al giusto posto. Devo dire che all'interno dell'ASP, ma anche al comune di Agrigento e quindi nella nostra comunità, ci sono un po' di donne agguerrite e donne che credono in quello che fanno. Diciamo che proprio questo può essere la speranza per tutti noi, ma soprattutto per chi è interessato al servizio, di poter fare dei passi avanti importanti. Noi dal punto di vista delle procedure le abbiamo messe in campo. Quest'anno andremo a Roma il 2 dicembre, se non ricordo male, perché la nostra struttura hanno ottenuto 2 bollini rosa. Significa che ci sono dei percorsi già fissati, poi li dobbiamo far funzionare. In alcuni posti funzionano, in altri vanno migliorati, vanno registrati, però un'attenzione c'è. E per questo ringrazio sia la Di Grigoli che l'assessore Lala per l'invito e quello che sono riusciti a organizzare, ma ho visto un bel gruppetto di donne agguerrite, non faccio nessun riferimento, che mi lascia ben sperare. Assessore Lala, un focus sulle donne per informarle ma anche per renderle protagoniste. Assolutamente sì, abbiamo voluto questo incontro in sinergia Comune ASP, perché a breve ci sarà un protocollo d'intesa tra Comune e ASP, e vogliamo spiegare quello che è il codice rosa, quindi un codice di accesso al pronto soccorso per le donne che subiscono violenza fisica, ma anche può essere una violenza sessuale. Quello che a me preme come assessore è creare questa rete territoriale di sinergia con le varie istituzioni e anche con le associazioni antiviolenza, perché la rete ci dà forza per contrastare questi reati. Ma una cosa che è anche importante è di creare la sinergia e la rete non solo tra istituzioni, ma tra istituzioni e cittadini. Perché molto spesso, purtroppo, per questi reati di stupro, per i reati di violenza di genere, tra la cittadinanza c'è il silenzio, la paura di denunciare. Quindi bisogna fare un lavoro con le scuole, ma anche fuori dalle scuole, perché i ragazzi sono il futuro, sono gli uomini del domani, ma ci sono già uomini che vivono nella nostra società, che vanno sensibilizzati e informati. Quindi io credo che se deve partire una campagna di sensibilizzazione, deve partire non solo nelle scuole, ma in tutti i luoghi, che sono gli uffici, che sono anche posti di lavoro, affinché si possa avere veramente un'evoluzione di coscienza, trattare la donna per quello che merita. Dottoressa Di Grigoli, codice rosa, qual è lo stato dell'arte? Allora, intanto mi preme ringraziare l'assessore Lala che insieme al comune di Agrigento con il sindaco Francesco Miccichè e quindi l'ASP nella direzione generale ha sostenuto questa iniziativa di questa settimana nell'ambito della violenza di genere. Quindi per me è stato importante questo evento di questa giornata perché la finalità è cos'è il codice rosa. Qual è lo stato dell'arte del codice rosa? Intanto il codice rosa dobbiamo dire che è un percorso all'interno del pronto soccorso che prende in carico la donna a 360 gradi e l'obiettivo e la finalità di questa giornata è proprio far conoscere che esistiamo, che ci sono degli operatori sanitari che sono all'interno dell'ASP che proprio proteggono la donna al momento in cui arriva al pronto soccorso. Importante è la sinergia che deve nascere tra gli enti locali, con il comune, con tutte le associazioni, con tutte le autorità giudiziarie, quindi tutte le autorità civili e militari, perché insieme si vince. Io sono dell'opinione che l'unione fa la forza, quindi dobbiamo scendere in campo, far rilevare questa emergenza della violenza di genere che oggi statisticamente sale ancora di più i dati, ma scendere non solo nel territorio
sociale, ma anche nel territorio delle scuole, nel territorio delle donne, le donne casalinghe, e avvicinarsi a noi come rete interistituzionale, e come ha detto l'assessore Lala avremo un protocollo intesa insieme con cui questo è un inizio e abbiamo tanti progetti, ma il progetto è legato alla difesa della donna.